tempo dell'estate, un fratto graziosissimo mi accade un anno fa. Il tram era pienissimo, a piezza di diafora, quando alla via batteve saliente la signora. E allora io dissi subito: signora, seccami qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora, e quasi insine drangade s'accomodaia signora. E allora dietro all'angolo mi strinse ancora un po', le rise poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vendendole tanta una gamba fora, come sospirai a Cesare e cosce la signora. E allora dissi: e di Napoli? No, mi sono di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisi, io non vista mai finora. Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa muccaia signora. E allora poi, adunandomi, calindo tra noi, la gente ci guardava e dissi: signor, scendete. E mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia se ne jettemi gli sono la signora. E allora, senza scrupoli, ma cominciai a lanciare, ma lei con fare ingenuo mi disse: occhio non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna, e allora? Volete sapere, eh? E allora io feci subito, necessità virtù, mi affligge se magnai una docenda di più. Tornavo, immaginate, vi stevo l'occhio a fuori, finché all'hotel Vesuvio scendiente la signora. E qui viene graziosissimo. Cari, niente per Brasile, a tutti presentomi Maria, e la tagliata propria, con l'oca fuori, e chiette da camera, e s'assettaia signora. E allora, mentre proprio castevo a braccia, vicino a porta, tuccata, sentiente d'ussuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking, o punto la signora. E allora ci guardaiamo, curioso tutte e tre. Lei prese conto e pagalo 2083, una pensata di spirito. Io dissi: ma non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora.